Dopo aver visto il secondo turno, passiamo al terzo turno. Giocavo contro Adriano Testa, un rivale diretto nei campionati italiani giovanili e tra l'altro quell'estate avevo giocato, era la terza volta in cui giocavo contro Adriano Testa, dove purtroppo avevo perso il primo incontro nel campionato italiano Under 16, dove lui ha utilizzato una grandissima preparazione nella struttura Karsblad con il nero e, e per questa partita persi poi alla fine per mezzo punto del secondo spareggio tecnico di Vukoz, il primo posto del campionato italiano Under 16. E poi ebbi l'occasione di giocare la rivincita con lui in un torneo internazionale a Biel, dove vinsi, e questa partita era come la bella, no? E giocavamo tutte e due, eravamo 2 su 2, agguerriti, tutte e due potevamo vincere il torneo. Diciamo che in questa partita ero molto motivato e mi volevo preparare contro il suo repertorio, e tra l'altro in quei giorni era appena uscito un libro di Boris Avrukh, un repertorio con D4. Mi ricordo che la mattina stessa della partita ero andato a comprarlo, che lì al torneo lo vendevano, no? Ero andato a comprare il libro e poi ho studiato il sistema, che poi la mattina stessa appunto della partita ho studiato il sistema che poi ho adottato che appunto mi ha aiutato a vincere. Vediamo allora. Qua ho il bianco, gioco di 4, d5, c4 e 6, cavallo f3, cavallo f6. A questo punto ho giocato e3 e qua lui ha giocato c6. Sapevo che avrebbe giocato c6 e qua siamo rientrati nella semislava. Qua gioco b3, il sistema che avevo preparato in stile Colle Zukertort. Il mio piano sarà giocare alfiere b2, alfiere d3, decidere se mettere poi il cavallo in d2 o in c3, a volte giocare per la spinta in e4, a volte spingere, giocare il cavallo in e5 e spingere il pedone in f4 creando un attacco Pillsbury. Nero gioca in modo super aggressivo, gioca a cavallo di 7, alfiere b2, e qua Testa, fedele al suo stile ambizioso, gioca a cavallo e4, dove il nero adotta l'ambizioso piano di guadagnare spazio nell'ala di re giocando f5 e alfiere di 6, arrocco, poi magari anche g5, no? Con l'idea di attaccare nell'ala di re. Diciamo che il prezzo da pagare è l'alfiere in c8, no? Che rimarrà passivo, e questo alfiere non sarà molto contento di tutto questo. E qua con il bianco ho giocato alfiere di 3, nero ha giocato f5, arrocco corto, alfiere di 6. Adesso qua ho tanti metodi di gioco. C'è chi gioca alfiere a 3 per cambiare l'alfiere buono del nero, e questa mossa era posizionalmente fondata, ma io ho preferito cavallo e5. Il bianco si accinge a guadagnare spazio con f4, quindi voglio pareggiare lo spazio nell'ala di re, voglio giocare sullo spazio, voglio pareggiare lo spazio sull'ala di re per non ricevere attacchi, e poi voglio espandermi nell'altra ala magari in un futuro. Nero gioca donna f6, f4, così come il nero ha questo avamposto, anch'io ho un avamposto in e5. Questo alfiere potrebbe cambiarsi, no? Con alfiere a3, ma comunque ho più spazio. C'è un detto che dice: quando si ha vantaggio di spazio non esistono alfieri cattivi. Il nero ha arroccato, cavallo c3. Ora entrambi gli schieramenti hanno terminato lo sviluppo ed emerge una differenza sostanziale, perché, come abbiamo detto, la più grande differenza è data dai pedoni c4 e c6, che mi danno un vantaggio di spazio a ovest nell'ala di donna, mentre nell'ala di re lo spazio è più o meno simmetrico. A questo punto il nero gioca donna h6, penso che ha delle idee come g5, non so bene. A questo punto ho giocato torre f3 per minacciare azioni di disturbo ad est nell'ala di re in ogni momento. Il nero a questo punto cede la tensione, cattura in e5, gioco d per e5, così facendo aumento anche un pochino il raggio d'azione di questo alfiere. Alfiere c5, a questo punto ho giocato torre c1, che era un attacco a raggi x, e magari un giorno voglio giocare cavallo a4 attaccando l'alfiere c5, qua il bianco sta molto meglio.
A questo punto il nero è tornato indietro con l'alfiere, togliendolo dai raggi X della colonna C. Su D4 sarei stato meglio con cavallo A4, con un vantaggio bianco, perché minaccio di catturare l'alfiere in D4 e se lui cattura in E3, catturo in C5, qua alfiere A3 e il bianco gode di un vantaggio molto grande, perché per esempio poi cioè, questi pezzi non giocano, lui potrebbe prendere in D3, ma io potrei giocare alfiere per F8, su re per F8 ho la qualità in più, su cavallo per C1 posso giocare donna di 8, il bianco ha un attacco decisivo, il bianco vince, perché ora minaccio degli attacchi da matto, questi pezzi non giocano, se nero prova addirittura a giocare E2, no? Per vincere penso che nero perda perché lo scacco, e qua a questo punto per esempio posso creare una rete di matto così, scacco matto, brillante, no? Il re cade vittima del mio attacco. Quindi qua sarei stato meglio su D4, cavallo A4, era una linea critica, e su B6 semplicemente sposto l'alfiere, poi catturerò in C5, catturo in E3, sto molto meglio perché non so cosa può fare, non so, alfiere B7, prendo, qua non so, prendo magari prima C5, poi prendo E3 con vantaggio enorme per il bianco. Quindi ne ero giocato alfiere B6, cavallo A4. L'obiettivo è murare vivo l'alfiere buono del nero con la spinta in C5. Nero ha giocato torre di 8, C5, alfiere C7, alfiere di 4, centralizzando l'alfiere. Nero gioca alfiere di 7, cavallo C3, il cavallo torna, ora un piano possibile è espandermi nell'ala di donna. A questo punto il nero gioca alfiere A5, torre H3, donna G6, a questo punto catturo in E4. Il nero a questo punto sceglie un'opzione di mantenere la struttura simmetrica e i pedoni sulle stesse colonne ma con meno spazio. Su F per E4 alfiere 2 avrò un attacco grazie alla mia maggioranza nell'ala di re, potrò spingere i pedoni e creare un pawn storm. Ok, a questo punto il nero ha giocato di per E4, alfiere 2, anche alfiere C4 non sarebbe stata male, no? Per pressare E6. Notare che il mio alfiere buono è più forte, il mio alfiere cattivo è più forte del suo alfiere perché difende 3 e blocca la colonna D e lo posso rimuovere a mio piacimento. L'alfiere in D7 è cattivo, l'alfiere in D7 sarebbe efficace in D5 ma non ha rotte, non ha itinerari per arrivare in D5. Comunque ho giocato alfiere 2, perché tra l'altro alfiere 2 è una minaccia interessante, minaccio alfiere H5, cioè guardo alfiere 2, guardo dall'altra parte, se gioco alfiere C7 gioco alfiere H5 con guadagni di materiale, perché controllo questa diagonale, unica casella della donna H6, qua guadagno già materiale, donna per torre pezzo con vantaggio schiacciante del bianco, ok, non so nemmeno se voglio dare lo scacco, no? Ma il bianco sta molto meglio, sì magari lo scacco, e non so, magari un piano potrebbe essere ora aprire la colonna G, ma che il bianco deve vincere in molti modi ormai, a rientrare sulle case nere, in posizione nera è pressoché disperata, potrei anche aprire l'ala di donna. Comunque il nero qua ha giocato donna F7, a questo punto qua ho giocato B4, voglio espandermi in tutti i settori della scacchiera. Ora a questo punto su alfiere per B4 posso andare a catturare B7 con vantaggio perché entro in settima, il nero non ha una posizione piacevole. Il nero gioca alfiere C7, però forse così è ancora peggio perché viene proprio soffocato, donna B3, magari voglio giocare alfiere C4, 4 B5, il nero gioca G6, però ora il mio compito è ancora più facile, ora voglio attaccare. Gioco G4, punto esclamativo. Il punto è che ora se lui mi prendo, a questo punto pressione sui 6, magari poi un giorno voglio aprire la colonna H, no? Con attacco. Lui gioca re H8, ma così facendo l'attacco è ancora più facile, guadagno più spazio, guadagno ulteriore spazio. Lui a questo punto gioca donna E8. Ecco, a questo punto qua ho vinto seguendo i piani di una partita classica, non mi ricordo di chi era, forse di Tarrasch, forse di Capablanca, Rubinstein, non mi ricordo di chi era, Schlechter, questa partita, ma il punto è che io voglio aprire delle colonne per vincere. È molto appetitoso aprire la colonna H, giocare torre G3, H4, H5, ma qua c'è di meglio, posso aprire la colonna H mettendo la torre davanti al pedone, una cosa atipica perché di solito la torre non ha accesso a caselle così buone come H6. Poi giocherò H4, H5, Rf2, torre H1, H per G6 con attacco decisivo. Il nero potrebbe già tranquillamente abbandonare. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire.
Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Nero gioca B6, H4 punto esclamativo. Il nero prova a liberarsi, alfiere per C5. A questo punto questo alfiere cioè nel tentativo di liberarsi, il nero che comunque avrebbe subito un attacco lento prova ad aprire linee in quest'ala, ma ora apre anche il mio alfiere, che potrebbe attivarsi, in alcuni casi potrebbe arrivare in F6 unendosi all'attacco. Il nero ha giocato alfiere C8, H5, ora deve giocare Re G7 perché se no perde, se non gioca Re G7 ha perso. A questo punto gioco H per G6, H per G6 e a questo punto, punto esclamativo, voglio far passare la torre sulla colonna H, Re F2, difendo l'alfiere, minaccio torre H1 con entrate decisive. Il nero prova ad attivarsi, torre H1, minaccio matto. L'alfiere è inchiodato, ma se il nero, cioè ormai l'attacco è imparabile, se il nero gioca alfiere A6 perde perché gioco torre H7, il re nero non ha accesso alla sesta traversa, su Re G8, torre H8, Re F7 non è tanto il guadagno della donna che do matto. Quindi nero qua, dopo torre H1 gioca donna G8, su torre H7 vuole sacrificare, cambiare la donna per questi pezzi. A questo punto potrei continuare l'attacco con alfiere 7, ma non ne vale la pena, il controllo totale, il dominio totale di tutti i settori della scacchiera, quindi gioco Re 1 togliendo al nero l'unico tema tattico che ha, togliendo al nero l'inchiodatura assoluta dell'alfiere in E2. A questo punto la torre se ne deve tornare indietro, se ne deve andare. Su torre D7 posso continuare con alfiere C4 attaccando E6. Il nero c'ha proprio tutti i pezzi che non giocano, la donna è sovraccarica, non riesce a difendere tutto, se la torre si sposta di nuovo alfiere 7. Di fatto lui ha giocato subito torre D8 per lasciare questo pedone difeso, ma alfiere 7 il nero abbandona. Non minaccio tanto di guadagnare la qualità, quanto di entrare, per esempio su torre 8 alfiere F6, su F7 scacco, poi vado in H8, poi guadagnerò la donna, mantengo l'attacco da matto e il bianco vince. Una partita interessante che mi ha un po' spianato la strada, perché con questa vittoria ero a 3 su 3, ecco, un terzo del torneo era concluso e diciamo che un avversario diretto appunto era stato sconfitto. Adesso diciamo che ci si avvicinava sempre di più verso gli incontri più critici, che vedremo presto in altri video. Alla prossima!